schianto tra auto e moto lungo la Romea, 2 morti ed un ferito grave, a perdere la vita un 34enne ed un 59enne, entrambi di Chioggia e Jesolo. Scooter esce di strada, muore 70enne. Il giorno dopo il nubifragio che si è abbattuto sulla pedemontana veneta La Conta, dei danni a Piovene e Rocchette, il paese è invaso dal fango, ruspe, pale al lavoro per pulire strade e case coperte di melma. E in Alpago torna la paura a Spiuccazzo, piccola frazione evacuata per mesi per la frana poi fatta saltare. La regione prolunga l'allerta gialla per forti temporali anche per tutta la giornata di domani. Notte di incendi a Mestre, paura in un palazzo per le fiamme che hanno devastato un appartamento, e a San Biagio di Callalta giallo per il rogo di 2 vetture nel parcheggio di un hotel. In 1000 per 28 posti, prima prova del concorso per la selezione di educatrici di nidi e scuole di infanzia comunali. Un terzo dei candidati arriva da fuori Veneto. Caro affitti delle case Ater, continua la mobilitazione degli inquilini. A Treviso assemblea pubblica all'aperto, nostra diretta. Giancarlo Gentilini sabato prossimo compirà 90 anni, il bilancio dello sceriffo di Treviso, stare tra la gente, il mio elisir di lunga vita. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei telegiornali di Antenna 3. In primo piano la cronaca, perché quella di oggi è stata una giornata di sangue sulle strade della nostra regione, una giornata iniziata all'alba con un terribile schianto sulla Romea. 2 persone hanno perso la vita, un'altra è rimasta ferita gravemente. Incidente mortale all'alba sulla Romea all'altezza di Condevigo. Scontro tra una moto e un SUV verso le 5 di giovedì mattina al confine tra le province di Padova e Venezia, all'altezza di un distributore di benzina. Pesantissimo il bilancio, 2 morti e un ferito. A perdere la vita è stato il passeggero del SUV, Zoilo Sartori, di 59 anni, residente a Chioggia, e il centauro Matteo Sgobbi, di 34, anche lui residente a Chioggia. Secondo una prima ricostruzione della polizia stradale di Piove di Sacco, i 2 veicoli si sono scontrati provocando una carambola dopo che il SUV si immetteva nella strada principale dopo aver fatto benzina. I 2 mezzi viaggiavano entrambi in direzione Padova. Terribile l'impatto che ha scagliato la moto nei campi a 100 metri di distanza. Il conducente della 2 ruote è stato ritrovato dai soccorritori solo dopo un'ora, quando il sole ha illuminato l'area. Il passeggero della macchina è stato trasportato all'ospedale di Padova, ma è spirato circa un'ora dopo. Ricoverato, non in pericolo di vita, all'ospedale di Piove di Sacco l'autista del SUV. Ed un altro incidente mortale si è verificato oggi a Jesolo, a perdere la vita un uomo di 60 anni che era in sella al suo scooter. Improvvisamente il motorino è sbandato, l'uomo è finito fuori strada nonostante i tempestivi soccorsi. Purtroppo per l'anziano non c'è stato nulla da fare. L'incidente è avvenuto appunto a Jesolo, sulla strada che porta a Capirami. Ed ora il maltempo che nel pomeriggio di ieri ha provocato danni ingenti soprattutto nell'Alto Vicentino. Piovene e Rocchette è un paese invaso da una colata di fango. Siamo andati a vedere. Aveva mai visto una cosa del genere? No. Cosa è successo qui? Che c'è un sole a valle che in italiano si chiama Torrenton e in dialetto veneto Torontonton. Gli già venuto altre 4 volte, così mai. Io ho 52 anni, mai visto, ho sempre abitato qua, mai. Chi abita a Piovene e Rocchette è abituato alle mattane del tempo, ma una colata di fango come quella che ha invaso il paese dopo il fortunale dell'ultimo giorno di luglio è una cosa assolutamente diversa dal solito. È successo che probabilmente siccome che si cambia la morfologia del monte, io ho sempre abitato qua, c'è stata sì una bomba d'acqua, però ha portato giù perché su nel monte non c'è stata una manutenzione adeguata
secondo il mio parere. Qui è iniziato tutto, qui l'acqua si è trasformata in una frana, la frana è qui sopra, non si sa ancora quanto grande sia, però si è trasformata in rocce pesanti anche 50-100 kg che sono rotolate nella contrada sottostante. La dimensione del fiume di fango sceso sulla contrada è ben superiore al consueto, ma pare che da queste parti la montagna si comporti spesso in modo invadente per il borgo e sulla portata della colata l'opinione pubblica si divide. Non è la prima volta questa è la terza volta che più o meno uguali. Lei aveva mai visto una cosa così grave? Ma più o meno sì, è stato nel 2014 che c'è stata una cosa simile, un po' più, un po' meno. Dopo un'acquazzone molto forte è venuto giù una frana dalla montagna e questi sono i detriti che sono arrivati. Quindi un disagio per tutta la contrada e tutto il paese perché è arrivato fino giù in paese. Qui sono scesi 21.000 metri cubi, forse di più, di fango, roccia e detriti portati giù dalla montagna. La colata di melma e sassi che ha invaso Piovene ha cementato ancora di più l'unità fra le persone in paese e tutti si sono rimboccati le maniche per dare una mano. Io ringrazio perché qui è uscita l'umanità delle persone, tutti si sono tirati sulle maniche, compresi anche una famiglia di bengalesi che abitano qui. E quindi io ringrazio tutta la popolazione perché si è vista unione in questo disastro che è successo. Adesso noi stiamo pulendo, io spero sinceramente, vivamente, che domani non venga giù chissà che acqua, perché hanno messo acqua, perché finora siamo solo riusciti a pulire, a arginare da dove è sceso il pezzo di montagna, non è stato fatto niente. Stavolta non si è fatto male nessuno, ma l'intera comunità condivide il timore che una nuova perturbazione dia una spinta decisiva a quel che si è mosso lassù, sulla montagna. E la Regione del Veneto prevede maltempo anche per la giornata di domani, tant'è che è stato dichiarato lo stato di allerta gialla appunto fino a tutta la giornata di domani, venerdì, e quindi anche nell'Alpago si torna ad avere paura, in particolare nella frazione di Schiucaz, dove il temporale di ieri pomeriggio è stato sufficiente per fare ripiombare la popolazione nell'incubo frana. Vediamo. Non è più finita. No, qua ogni giorno sembra qualcosa di nuovo e non trovano una soluzione definitiva al problema. Mi dici che cosa è successo l'altro pomeriggio? L'altro pomeriggio con la pioggia si è riempito tutto il paese di fango, anche il canale, e qua rischiamo di sommersi anche dall'acqua oltre che la frana. È scesa di qua dalla strada, sul gradino, il primo gradino qua su, in alto, qua, giù, fino in fondo. Ecco, è arrivata tutta questo terriccio. È bastata una pioggia l'altro pomeriggio per fare ripiombare la frazione di Schiucazza in un incubo, in una situazione che sembra non avere fine, perché la pioggia ha scaricato dal versante in tutto il paese fango, melma, che hanno nuovamente invaso anche per esempio questa attività commerciale. Avevamo appena pulito, appena sistemato, anche gli altri hanno pulito le strade e tutto, è tutto come prima e non si riesce ad andare avanti così. Signora, di nuovo con l'idropulitrice in mano, abbiamo visto il fango. Purtroppo sapevamo che succedeva così, perché naturalmente con questa pioggia forte è stato veramente un incubo, perché ci abbiamo dovuto andare via così, almeno ci hanno salvato le case, ecco. Devono trovare una soluzione subito, perché non può che ogni pioggia che venga succeda sempre questo casino qua. Avete quantificato i danni? No, ancora no, però ce ne sono, e anche soprattutto tra gli spostamenti da un magazzino all'altro, e nessuno ci sta aiutando. La cronaca aveva intrecciato una relazione con l'amico d'infanzia ritrovato, la giovane cingalese che il padre ha tentato di uccidere martedì a Teolo. L'uomo è stato dichiarato fuori pericolo, ancora in prognosi riservata invece la figlia.
6 colpi di fucile contro Cialani, 1 contro se stesso. Cialani lotta ancora per la vita e resta in prognosi riservata, anche se i medici sono ottimisti. Il padre, Maxi Tushara, l'uomo di 46 anni, originario dello Sri Lanka, che martedì sera le ha sparato in questa villetta di Teolo dove faceva la badante, è stato dichiarato fuori pericolo nella notte. Era in Italia dal 2000 Maxi Tushara, qui nel 2006 lo aveva raggiunto tutta la sua famiglia, anche la figlia Cialani, con cui i rapporti erano diventati molto tesi. La giovane donna aveva intrecciato una relazione con un amico d'infanzia coetaneo che aveva ritrovato in una chat, un rapporto che il padre non accettava e che l'avrebbe portato a piombare a Teolo martedì sera, a sparare 6 volte contro la figlia e a tentare poi di togliersi la vita con quel fucile sottratto dalla casa dell'imprenditore dove lavorava. In ospedale Maxi Tushara è piantonato dagli agenti della polizia penitenziaria in stato di arresto, in attesa che i sanitari diano il via libera per l'interrogatorio di garanzia. Appartamento a Mestre distrutto dalle fiamme, il rogo questa notte nella centrale via Aleardi. Vigili del fuoco stamattina ancora in azione per le fiamme che hanno letteralmente divorato l'appartamento al 4º e ultimo piano di questa palazzina di via Gozzi, laterale di via Leardi a Mestre. Il rogo nella notte appena trascorsa, poco prima delle 4 del mattino, per cause al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Oggi è ancora transennata l'area dove nella notte tutto lo stabile con le 10 famiglie che ci vivono è stato fatto evacuare a scopo cautelativo, dopo che gli occupanti dell'appartamento andati in fiamme, cioè il proprietario insieme a 3 ospiti, fortunatamente sono riusciti a mettersi in salvo perché svegliati di soprassalto dal fumo e dal crepitio dell'incendio proveniente da una stanza della casa. Con l'appartamento andato completamente distrutto, danni anche a quello sottostante. I vigili del fuoco, arrivati con 2 autopompe, un'autobotte, un'autoscala e 16 operatori sul posto con l'ambulanza del SUEM 118 e gli agenti della Polizia di Stato. E fiamme anche a San Biagio di Callalta, dove sono andate a fuoco 2 vetture parcheggiate nel posteggio di un hotel. È giallo a San Biagio di Callalta, dove la notte scorsa nel parcheggio dell'albergo Olmi di via Primo Maggio 2 auto sono state distrutte da un incendio. L'allarme lo hanno lanciato i residenti delle abitazioni accanto alla struttura, avvisando immediatamente i vigili del fuoco giunti sul posto con 2 autobotti. Per domare le fiamme ci sono volute diverse ore e fortunatamente non hanno coinvolto altre autovetture che sostavano nel parcheggio dietro l'hotel. Il grosso boato è stato udito anche a molta distanza dal luogo dello scoppio. Tanta paura invece da parte dei condomini dei palazzi che sorgono vicino all'albergo, che appena viste le fiamme si sono precipitati a spostare le auto per pericolo che fossero danneggiate. Ho sentito un gran botto e ho chiamato i carabinieri pensando o la banca o la posta. Ho avuto paura? Io ho sempre paura perché qui ne succedono di tutti i colori, ma io sono abituata, chiamo il 112 e dico succede così, poi valutano loro. Ignote le cause delle fiamme, una delle 2 macchine è di proprietà del titolare dell'albergo. Indagano i carabinieri della stazione di San Biagio di Callalta. Tutte le ipotesi sono al vaglio dei militari che non escludono la pista del dolo. Nuova legge regionale sull'edilizia residenziale popolare e caro affitti per tanti inquilini. Continua la mobilitazione ed è in corso proprio in questi minuti a Treviso l'assemblea pubblica organizzata dal sindacato pensionati della CISL e dal SUNIA con gli affittuari. Presente anche, lo vedo, il sindaco di Treviso. Linea quindi ai nostri inviati Giampiero De Luca e Nicola Marcato. Buonasera dal quartiere San Paolo di Treviso. Alle mie spalle, come potete vedere, è in corso un'assemblea pubblica per la questione delle case popolari. Al mio fianco siamo in compagnia del sindaco di Treviso Mario Conte e della responsabile SUNIA Alessandra Gava. Sindaco, la situazione è abbastanza complicata, si paventa uno sciopero dei fitti come qualcuno dice, lei come risponde?
aziende. In realtà solo una persona ha proposto questo sciopero degli affitti che io francamente non condivido e non sposo come soluzione. Io credo che bisogna parlare e bisogna aprire un confronto responsabile e serio, come tra l'altro stiamo già facendo con la Regione, per evidenziare tutti quei casi che obbligatoriamente devono essere aiutati. Ci sono delle criticità in questa legge e responsabilmente devono essere affrontate, e lo faremo con la Regione, che tra l'altro ha data ampia disponibilità per affrontare questi temi e portare dei correttivi. I fitti sono molto aumentati, le persone, alcune famiglie non ce la fanno? Ma sicuramente ci sono dei casi che richiamano l'attenzione anche del sindaco. È altrettanto è vero che ci sono tanti casi dove queste persone che hanno avuto la fortuna di avere un alloggio popolare per diverse decine d'anni hanno accumulato e hanno tuttora in banca 200-300 mila euro, e quindi in quel caso l'aumento è assolutamente giustificato, anzi dovrebbero lasciare l'alloggio popolare a qualcuno che magari è in graduatoria, che lo vorrebbe ma che non è in grado di ottenerlo. Come dicevo, al mio fianco c'è la responsabile SUNIA, Alessandra Cava. Gli inquilini chiedono legalità ma soprattutto trasparenza, perché c'è qualcosa che non va. Assolutamente sì, avere ricevuto quella lettera dall'Atter, soprattutto per le persone anziane, una lettera molto complicata dove si chiariscono poco le posizioni, è stata uno shock per alcuni, quindi noi abbiamo avuto persone molto spaventate, quindi è evidente che la Regione avrebbe dovuto metterci la faccia, avrebbe dovuto fare quello che stiamo facendo noi oggi. Il sindacato è tornato a fare il sindacato per la gente e tra la gente, quindi la Regione avrebbe dovuto informare in maniera migliore le persone. È evidente che le case popolari, la legge sulle case popolari, che è del 1996, quella vecchia, andava assolutamente cambiata e modificata, però si poteva fare meglio. Speriamo che questi momenti di confronto con i sindaci e con l'Atter stesso servano a portare alla luce anche le problematiche dell'abitare, dal momento che la riforma delle case popolari può aprire finalmente un confronto con la problematica del trovare delle abitazioni che siano degne e idonee alle nuove famiglie, perché i giovani hanno dei problemi molto gravi nel trovare delle case. Come vedete l'assemblea continua, è anche abbastanza infuocata, le persone sono arrabbiate. Restituiamo la linea a voi studio. Grazie allora ai nostri inviati Giampiero De Luca e Nicola Marcato per questo collegamento. Continueremo naturalmente a seguire la questione nel corso del nostro telegiornale di Treviso, in onda a partire dalle 19:30. Andiamo ora a Padova, dove era in programma questa mattina il concorso per 28 posti da educatrice degli asili nido comunali. Circa un terzo delle partecipanti fuori dal Veneto, ma si sono presentati in più di 1000. Vediamo. Il 1048 per 28 posti da educatrice negli asili nido del comune di Padova. Un concorso quasi tutto al femminile, solo una ventina i maschi partecipanti. Una selezione attrezzata in fiera con zona allattamento e area di passeggiata all'aria condizionata per papà e nonni al seguito delle concorrenti con i loro figli piccoli. Poco meno di un terzo le iscrizioni alla prova arrivate da fuori Veneto. Diciamo è proprio una propensione verso i bambini, un amore comunque verso i bambini che mi ha spinto insomma a provare il concorso, la possibilità di tentare delle prove preselettive, insomma delle prove scritte ed orali. Posso chiederti dove sei? Io sono di Napoli. Io sono pugliese, vengo dalla provincia di Taranto, Grottaglie. Fare l'educatore è una mission come medici, quindi o davvero la senti dentro o è meglio non farla. Però forse è meglio sotto il pubblico che sotto il privato? Decisamente, io lavoro per il privato e decisamente 100 volte meglio il pubblico. È ancora una parola magica, pubblico non vuol dire solo stipendio sicuro e a tempo indeterminato, ma nel caso di una professione molto femminile anche tutele. Qua c'era la possibilità di avere un contratto a tempo indeterminato e quindi sì, in questo periodo storico è abbastanza importante. Sì. Mi pare di capire precaria del settore? No, per il momento sono ancora casalinga, studentessa, mamma, quindi sì, sarebbe importante. Ecco. È un lavoro che ti dà tanto, sicuramente, a livello emotivo e a livello personale, perché c'è la possibilità di imparare ogni giorno ed è questo forse quello che motiva ad andare avanti. Però stavolta hai fatto la scelta del posto pubblico possibilmente.
Chi non lo farebbe? Di dove sei? Di Padova. Lei ritiene che le tutele e la remunerazione sia migliore nel pubblico? Quello sì, poi non dipende poi dal luogo di lavoro che ti assume, però ancora adesso in Italia sì, il pubblico sicuramente è più vantaggioso sia a livello remunerativo che sotto altri aspetti, ecco. A questa prima selezione, con quiz a risposta multiple e di logica a cui rispondere in 50 minuti, l'età media delle partecipanti è stata di 32 anni. Oltre alla bassissima percentuale di maschi, il 2%, presenti almeno una decina di donne incinte. Seconda prova per le prime 150 classificate il 30 agosto. I posti disponibili sono 28, di cui 4 a tempo parziale. Pubblicità, ora linea alla regia, ci rivediamo tra pochissimo. Ed eccoci di nuovo in diretta con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. Torniamo a Treviso, l'ex sindaco Giancarlo Gentilini compirà sabato 90 anni, siamo andati a fare gli auguri allo sceriffo più famoso d'Italia, vediamo. Tanti auguri signor sindaco. Grazie, allora, grazie. Come si fa ad arrivare a 90 anni? No, facendo una vita a posto, secondo i principi che mi hanno trasmesso i genitori, i padri, i nonni, essere sempre in mezzo alla gente, avere le mani pulite, seguire il Vangelo secondo Gentilini, Dio, patria e famiglia. Qual è l'elisir di lunga vita? Perché io sono sempre in mezzo al mio popolo come 18 anni fa e la gente mi dà delle iniezioni di gioventù, perché mi dice, signor sindaco, sentiamo la sua mancanza. Lei ci ha dato veramente tanto da lavorare in tutti questi anni. Qual è quella cosa per cui è più orgoglioso e quella cosa invece che tornando indietro non rifarebbe? No, sono orgoglioso di aver cambiato il traffico della città di Treviso. Credo che il PUT sia stata una scelta epocale, quella cosa che non farei più, quella idiosincrasia nei confronti dei culattoni, io dico, ecco, dei gay. Forse ho cantato fuori del coro. Da Vecchio Alpino, qual è il Boccia? C'è chi dice che è la Tocchetto il suo Boccia. No, la Tocchetto è una ragazza radicata sul territorio e ho detto l'avrei voluta nella mia lista, ma mi fermo là perché è inquinata da teorie che io ho sempre combattuto e quindi non potrà mai essere una mia erede. Boccia. Ma allora il Boccia dell'Alpino Gentilini chi è? Il Boccia di Mario Conte. E buon compleanno Gentilini. Grazie cittadini per tutto l'affetto che mi dimostrate e io cercherò di essere vicino a voi come lo sono sempre stato. Vi amo tutti quanti. Ed era questo l'ultimo servizio per l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. Vi ricordo come sempre la nostra programmazione, subito dopo i telegiornali torna puntuale 20:10, bollette come difendersi, il titolo della puntata di questa sera, ospiti in studio Walter Rigobon, presidente veneto della Diconsum, e Boris Caldart, AD di Geo Nord-Est. È davvero tutto, come sempre vi lascio alle previsioni del tempo con il nostro meteo. Arrivederci. Benvenuti al meteo. Un impulso instabile mina l'anticiclone delle Azzorre e la giornata di venerdì 2 agosto vedrà infatti un tempo decisamente variabile. Nel dettaglio sul Veneto avremo condizioni di tempo spiccatamente instabile, con acquazzoni sparsi, possibili un po' su tutte le province, alternati tuttavia a pause anche asciutte e localmente più soleggiate. Migliorerà ovunque entro la nottata. Temperature in lievissimo calo con minime tra 18 e 23 gradi, valori massimi compresi invece tra 26 e 29 gradi.
Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove fin dal mattino avremo piogge sui monti, più asciutto invece sulle aree costiere. Col passare delle ore però avremo temporali un po' dappertutto. Temperature minime tra 19 e 23 gradi, massime lievemente più fresche tra 27 e 28 gradi. Ci spostiamo ora sul Trentino Alto Adige, dove la situazione sarà pressoché identica, con instabilità diffusa e con precipitazioni ovunque, anche di moderata intensità. Temperature pressoché invariate, minime tra 18 e 19 gradi, massime tra 29 e 30 gradi. Bene, dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, io vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Arrivederci.